nelle puntate precedenti. Allora, nelle puntate precedenti vi avete perso un sacco di cose. Il secondo episodio, io che ho fatto lo cabaret, ho fatto ridere un poco il cristiano, lo fa Januari. Il terzo episodio, è stato ucciso uno che si chiama Alfonso Paneca, entra lo fa Januari, ci hanno tagliato pure la capa. Il quarto episodio avete perso che abbiamo fatto una bella grigliata di carne in bascia a mare, con le panzerotte che ne erano fottute in un altro episodio. Sta puntata però non c'entrano cazzo con tutte queste altre puntate. E quindi va fanculo, sentitevi la sigla. Mannata la sigla, va! No, è inutile Pasqua, io non ci credo alla reincarnazione. È inutile. Vabbè, lo sai, io non ci porto le paraguecchie come a te, capito? Io sono aperto a possibilità. Ma c'è aperto, perché non ti abbandoni a credere a Dio? Sì. Eh? Che stai Dio, sconnuto re delle nuvole, 24 ore per 24. Che ci ti vede che ti fai una pugnetta, dici che è peccato. Dimmi tu. E vabbè, ci stai di strano. No, Giovanna, non sta niente di strano. Vabbè, mettiamo che è vero, no? Che succede dopo che muore? Che succede? Vai in cielo, no? Ci hai fatto lo bravo. Come vai in cielo? Con l'ascensore? No, con l'anima. L'anima? Della muerte tua? Sì, vabbè. Oh, scusa, dai, continuiamo. Eh, Che cos'è l'anima? Dove stai? l'anima la teniamo qua entra, no? A dove? Qua, di fianco al cuore? Ma c'è saccio, ed è una cosa che non ci si vede. Di fianco al cuore? Qua, a centro, mi sa. Quindi tu muori e l'anima, che nessuno può vedere, se ne va in cielo. A che velocità? Quando ci metti st'anima che arriva? Non lo so. Una giornata. Vabbè. E che forma tieni? Forma tubolare, forma di pera, forma di cresombola? Non ci si vede, boh. Forse a forma circolare. Vabbè, dopo un giorno l'anima arriva in cielo. Esse fuori dalla terra, sta cazzo d'anima. In cielo. Sì, ma se tu essi dalla terra, c'è lo spazio, no? È tutto nero. No, allora rimane tra lo cielo. Ponta a ponta, prima che uno va entra lo spazio, capito? Ok. E una volta che arriva a ponta, come dici tu, che facile. Se contro con Dio. Sempre lo tizio con la barba bianca e lo sonale bianco, no? Dio, no? Dio. Vabbè, piccino può tenere la barba e io chiesto la formula circolare come un cucchione. Ma perché è Dio, no? Guarda Gio, non fai una piega allo ragionamento tuo. E poi c'è facile. Guardate in faccia l'uno con l'altro. Non lo so. Tu me la dici. C'è facile, giocate a carte? No, ma penso che ti dici come ti comportando lo paradiso. Aspetta, ti do assoluto mo lo paradiso. Dove è sto paradiso mo? Ma penso vicino. Vicino quanta? È dentro allo spazio sto paradiso? O è sempre in cielo? Ma forse è un altro pianeta che non ci si vede. Ah, come l'anima. Bravo. Quanto è grande sto pianeta, sto paradiso qua? Ma non penso grande. Tu che dici? Quanta la luna? Quanta la Non luna? lo so, forse più grueso. Un poco più gruesso della luna, eh? Sì, bravo. Ok. E tu dici che tutte le anime di guida che hanno muerto di 2000 anni fino a oggi, ma facciano con trasano da sto pianeta e da sto paradiso? L'anima non ci si vede e probabilmente non ci occupa assai spazio, no? Certo. Che poi sicuramente c'è ancora l'anima di Cristo che verranno per il paradiso, no? Sicuro, ma forse manco l'anima. Forse i dove ancora girano con sembianze di uomo, capito? Ah, sì. Vabbè, che fanno st'anime in lo paradiso? Mangiano? No, ci sono anime ma non tiene bisogno di mangiare. Vabbè, che facciano? Giocano, ballano? Non lo so, forse ballano, felici. E non ci si possono vedere come facciano che ballano insieme. È felice poi. Come si fa a vedere che sono felici? Non tengono manco le tiente questi. Ma forse fra anime si vedono fra di loro. Ah, cioè, Fra di loro si vedono. fa caso che tu muori mo. Carne, Fa caso che tu muori mo, no? carne. Loro, le anime, no? Ti vedono con le vestiti che porti mo, con le vestiti che ti mettono tra la tomba, o vai direttamente alla nuda? No, alla nuda penso di no. Forse con le vestite che ti mettono allo funerale. Ah. E quindi Paneca, quello che ci hanno tagliato la capo, veggeranno senza capo in lo paradiso? Questo è difficile. E forse allora vanno tutte alla nuda. Tutta la nuda? Sì,
Mi sa così, Ed. E qui c'è fisico? Di quando erano giovani o di quando erano vecchi? Penso quello fisico che tenevano tra la tomba. Quindi lo paradiso è un pianeta chino a curmo di anime che vanno girando senza fare un cazzo dalla mattina alla sera e che praticamente portano un fisico rennuto. Praticamente sì. Questo è costipato, La clastra male muerto. Allora che lo ci ho inventato un raffreddore. Vabbè, ok. Mettiamo che tu muore, no? Lo sei? L'anima dove? Per in cielo, ponta a ponta, prima dello spazio. Sì. Poi qua entra Dio. Eh. Dio ti dice come funziona il paradiso. Sì, quello che puoi fare, quello che non puoi fare. Ad esempio, c'è cosa non ci puoi fare? Beh, gli astemà sicuramente. Solo gli astma? Vabbè, non dici pure parolacce. Fermati un attimo. Ma c'è lingua parla Dio. Beh, l'italiano lo parla sicuramente. Vabbè, c'è saccio, le cinesi le capisci? Aspetta, ma le cinesi non ci tengono Dio. Ah no? Ma quindi mi sa che tengono Buddha, o no? Ehi, fermi tutte cose, mo. Fermi tutto. Cioè, E allora quando morono le cinesi, non ci inchiana l'anima? probabile, ma non ci tengono Dio, tengono Buddha, mi sa. Quindi l'anima della muerte delle cinesi si canchianà, poi piglia una svolta a destra, faccia circonvallazione e arriva da Buddha? Vabbè, c'è un cinese crede in Dio, quello con la barba bianca dall'usunale. Non ce lo facciano trasente allo paradiso? Che sono razzisti? Non ne volevo anime cinese qua, ci facete in culo della mano. E c'è cazzo, non si può stare tranquilli manco in allo paradiso. No, questo è... Vabbè, non cambia discorso, c'è lingua parla a Dio. Ah, penso tutte, no? Pure lo cinese, sape? Questo non lo so. Vabbè, la da sapere, no? C'è in casa qualche cinese che non ci sopporta Buddha. La da sapere dice una cosa in cinese, se no c'è cazzo di Dio di pizza ede. Questo è vero. È vero. Ma tornando a noi, come face Dio a sapere che qualche anima gli ha stimato in lo paradiso? Che sente la iastema o la parolaccia, no? Vabbè, a me l'altra sera mi hanno spiegato che in tedesco cazzo significa iatto. Come face Dio a capire che in tedesco e non c'è una parolaccia in italiano? Che taglio confuso, vede? No, sto penso. Ma forse dipende da come lo dici. Eh, Tipo, no? C'è uno dice mannaggia Cristo e la Madonna. Non è una iastema. C'è invece dice mannaggia Cristo e la Madonna. Allora sì che è una iastema, capito? sì, così. Ah, ok, vabbè. Vabbè, mettiamo che gli astieme, che succede? È all'inferno. All'inferno? E dov'è l'inferno, mo? Sopra un altro pianeta che non ci si vede? Figa, non ci so sto eh? Lo so che stai cerca come pigli per culo. E ce non mi dici tu come funziona la reincarnazione, dai? Ma io ti posso dire come funziona la reincarnazione. Sì, guarda che vede. La reincarnazione. Vabbè, c'è differenza. Sono differenze, c'è la reincarnazione e la reincarnazione. Sì, vabbè, guarda che vede, già, di. Allora, seguimi. Sì. Da immaginare una radio, no? Eh. Allora, sopra la radio stanno le frequenze, no? 101, 105 Hz, sì, più capito, beh? Immagina che esiste la frequenza della vita. Che mettiamola a caso, 240 Hz. Beh, ok, beh. L'antenna della radio normale non ce la faccio con pigliare sta frequenza della vita, no? Mm. E l'unica antenna in grado di pigliare sta cazzo di frequenza è dell'essere vivente. Cioè noi. Quindi, quando tu pigli sta frequenza, ti senti vivo. E quando muore? E quando muore è morto. E che faccio? A dove? È morto, cucchiotto, cazzo che vai? Pascia a mare? Ah, aspetta. Voi credete che poi ti reincarna entra un animale, no? Un cane, una mosca? Voi credite? Mica solo uno so, ma mo. No, ne. Quelli che la pensano da come a te. Hai capito no cazzo? Se tu muore non ci ti reincarni. Intanto un cane pums. O intanto un cignale. E che succede? Non succede niente. La frequenza che sto dicendo prima, stai sempre, vivi sopra la terra, capito? Quindi vuol dire che quando moro io, poi vedo lo buio per sempre? Io non lo so come faccio a vedere il buio quando è morto. Soprattutto quando non tiene più le orecchie. Cremò. E allora non ci si sa spiegare. Sta frequenza esiste in tutto il mondo, come l'aria. Come l'aria che respiriamo. Mi segui? Sì, ho detto 240 Hz. Poi, mettiamo a Faggiano sono 3500 abitanti, no? Sì. Da vedesti abitanti come ci sono 3500 antenne. Capigliano sta cazzo di frequenza della vita di 240 Hz. Ma oggi tutti morono sul colpo. La frequenza comunque rimane. Pure c'è allo funerale tua, le cristiane dicono pizza, compa. Così giovane Giovanni è morto. In realtà non c'è muerto Giovanni, è morto solo l'antenna che serviva per pigliare sta frequenza della vita. Ma allora Giovanni ci è? Che cos'è? Giovanni è solo un nome di pizza che ha dato mamma da quando t'ha cagato.
Ah, quindi i pensieri miei in realtà sono i pensieri di quella frequenza? Hai capito, bravo. Metti che ti viene l'Alzheimer, no? Pizza, ma per quanto mi fa grattare le cucchioni ancora? Tieni l'Alzheimer, chiudite. Non conosci più le parenti tue, non sai manco come ti chiami. E allora? E allora, è muerto quando tiene l'Alzheimer o sei ancora vivo? No, penso che sia ancora vivo. Sì, però quando tiene l'Alzheimer non ci ti conosci la faccia dove, manco innanzi a uno specchio. E che vuol dire allora? O dici che l'antenna non ci piglia più. E quindi non ci senti più la vita? Citta che piano piano te capisci. Ma magari 240 non ce la pigli più, forse pigli altre frequenze che ti fanno pare a noi ti fanno pare che tu sei stupido. Secondo te, no? Perché ognuno pensa di avere ragione? Ma perché ognuno tiene l'opinione sua? Vai che dai io un'opinione. Perché la frequenza è solo una. E ognuno sta collegato alla stessa frequenza. 240. 240. Per dire, mo, gli ho detto 240. Quindi se ti ho capito buono, tu mi vuoi dire che io e te siamo uguali. Perché siamo solamente due antenne che si collegano a una frequenza. Mo, c'è quella frequenza 240, mo dite, è intelligente, si sente intelligente. E allora tutte le antenne pensano di essere intelligenti, capito? Ci lievi quella frequenza, rimangono come quelli da che tengono l'Alzheimer. Non sanno ci sono, non sanno che cazzo ne fa. Dicono è meglio che muore, che cazzo gli fa qua? Sì, ma allora se tu pensi che io sono stuedico, tu non ci sei stuedico come a me? Questa è una bella domanda. Ma rispondi. Tu sei stuedico? Perché l'antenna dopo non ci piglia buono, ovviamente. Oh, è certo. È chiaro. Ste picca campo, capito? Sì, doi tacchi. Ma io direi che io fra zero e una tacca proprio strazzata. Vaffanculo. A questo punto equivale alla teoria delle reincarnazioni. Della teoria dopo della reincarnazione. Ah sì? E allora mettiamo che arriva un asteroide gigante che distrugge tutto. E rimangono solamente due cristiani vivi sopra il mondo. Beh, E allora tutti i milioni di cristiani che hanno muerto a domenica sono a reincarnare. O tu pensi che i leoni, le giraffe, tutti gli altri animali fra di loro si dicono io non muerto un sacco di milioni di cristiani tra un giorno, ma rasca come l'animale, poi le facciamo reincarnare tutte. beh, vabbè sì, allora è meglio la teoria mia. Dio, il paradiso. Mi vuoi pigliare un'altra tendenza? Mo vuoi che saccio tutto dell'inferno, mo che torno. E va, qua ti aspetto tanto. La porta è trase, cucchio!